Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano! Allora Fioi, questo so che è un gioco un po' difficile da portare, è molto più semplice portare Magic Arena, però avevo voglia di fare un video su Magic, anzi vorrei farne più di uno, sinceramente mi piacerebbe insomma portare un video per ogni mazzo creato, ne ho creati un po', certi forti, certi un po' così pazzi, certi un po' scandalosi, però mi piacerebbe insomma portare una piccola serie su Magic. Ho fatto qualche video in passato, ma è un video un po' del cavolo con mazzi scarsi e con un cume ancora non proprio al top. E anche perché avevo appena cominciato su Magic Online, che comunque rispetto alla versione diciamo real cartacea, per quanto le regole sono le stesse, tutto uguale, però insomma era un po' meno intuitivo il programma rispetto adesso. E niente, faccio sto video anche perché ci tengo a sponsorizzare, tra virgolette, un canale che sto seguendo su Magic molto, molto veramente sto ragazzo è molto bravo, competente, molto più di me anche perché sapete non sono un pro, anzi. Si chiama Zio Garbe, vi lascio il link in descrizione, è veramente molto molto bravo. Niente, allora noi siamo qua, ci facciamo un video, due, adesso vediamo, cerchiamo di trovare anche una partita seria perché voglio far vedere un po' il mazzo di oggi è un mazzo bello cazzuto, nel senso un mazzo forte che però insomma ne può anche perdere perché comunque non è un mazzo diciamo da lista come si suol dire, è un mazzo con carte forti però un po' personalizzato da me per renderlo insomma non for fun, cioè non scandaloso ma neanche da top 3, top 2, cioè è un mazzo che può vincerne su 10, può vincere anche 7 metti, però può anche prendere le bombe insomma. Allora chiaramente chi non conosce il gioco sarà un po' dura. Eh, sì, diciamo spiegare le carte, però cerchiamo di essere abbastanza chiari, anche se non è facile neanche per me, perché comunque, insomma, ripeto, ci gioco, faccio le mie belle vittorie, però insomma, prendo anche le bombe, devo imparare ancora tanto. Per quanto insomma gioco ormai da un po' di anni, però vabbè, insomma, comunque, niente, questo mazzo verde e nero comunque insomma per chi non conosce il gioco ci sono diversi colori, in questo caso ho scelto appunto il verde e il nero, quindi foreste e paludi. E praticamente è un mazzo insomma, che si basa sulle due carte principali che è il Dark Confident e il Tarmogoyf. Praticamente adesso vi spiego. Allora, è un mazzo molto semplice nella sua struttura, diciamo, ora ho delle carte che servono a togliere le carte dell'avversario, praticamente, vabbè, cioè io cerco di parlare per chi insomma conosce un po' il gioco, se qualcuno dei miei iscritti lo conosce, perché io non ho mai cioè, ho portato veramente due video di Magic. Beh, comunque c'è fatta il push al costo di 1, quindi una terra, praticamente posso distruggere una creatura con costo di mano 2 o inferiore, e il costo di mana è questo qua, per esempio, per far capire sta creatura, costo di mana 3. Se però posso giocarla anche con rivolta, che praticamente se è morta una creatura nel turno, posso distruggere una creatura con costo di mano 4 o inferiore. Poi l'inquisizione di Kozilek, che praticamente al costo di 1 posso vedere la mano dell'avversario e prendere una carta non terra con costo di mana 3 inferiore, e chiaramente l'avversario se la toglie dal mazzo, la, la scarta, chiaramente se non ha carta nel mazzo la prendo in quel posto, diciamo che è una carta che è bene usare subito. Poi Toxites che praticamente al costo di 1 cioè se il mio avversario rivela sempre la mano come Kozilek e posso fargli scartare una carta a parte le terre che sono le paludi e le foreste nel mio caso, ma può essere pianure, montagne o isole se sono altri colori, però perdo 2 punti vita per questo. Poi appunto c'è la carta principale, una delle principali, che il mazzo si chiama Il Signore Oscuro, è un titolo dedicato proprio al Confident, che praticamente a ogni mio mantenimento, cioè al mio turno praticamente, posso pescare una carta supplementare in pratica. Me la sto spiegando facile, però qual è il problema? Che, esempio, pesco una carta con costo di mana pari a 2, io perdo 2 punti vita, quindi è una carta fortissima perché mi permette di pescare una carta in più durante il mio turno, però perdo anche punti vita. Se pesco una palude, una carta che costa 1, mi va anche bene, se però comincio a pescare una carta a costo 3, è chiaro che perdo 3 punti vita. Quindi ecco, chiaramente consiglio di giocarne solo una per volta, salvo che sia proprio in difficoltà perché già più di una è rischioso.
Poi c'ho Mirare la gola, certe le dico in italiano perché con la mia pronuncia inglese è meglio così, sapete che sono di padrelingua ragazzi, soprattutto il buon Paul Heyman Guy lo sa. Viva lo zoccolo che mi deve seguire anche su Magic, però maledetti, che distrugge praticamente una creatura bersaglio, non artefatto, cioè se è una creatura artefatto non posso distruggerla. Poi il Tarmogoyf, che è la carta diciamo che mi deve dare la vittoria, che praticamente, come vedete qua per chi non conosce il gioco, le creature, aspetta un attimo, le creature hanno forza e costituzione, cioè forza e difesa. Praticamente il Tarmogoyf prende la forza e la costituzione più 1, quindi è tipo, vedete asterisco, e più 1 più e asterisco, quindi tipo non so 2 e 2 più 1 3, quindi sarebbe 2 3, in base alle creature che ho in cimitero, cioè in base alle carte che ho in cimitero, tipo praticamente al tipo di carta, nel senso se io sono in cimitero mio e dell'avversario, ho ehm, una stregoneria, sì, un incantesimo, un istantaneo, una creatura, prende forza e costituzione in base alla differenza, tipo ne ho 3 diverse, 3, ne ho 4, 4 e così via, insomma. Se ho solo un istantaneo e una creatura, tra i due cimiteri prende 2. Però è fortissimo perché costa 2 nei primi turni, se hai la fortuna di pescarla subito e poterla mettere in campo, ed è già un bel vantaggio. Ok. Un attimo, scusate ragazzi, ho risposto a un messaggino. Niente, poi come siamo arrivati? Eh sì, poi ho due carte, un istantaneo che è una stregoneria che abbastanza simili ma non troppo, però molto forti. Allora il Maelstrom Pulse o Pulse, lascio a voi sempre la pronuncia perché sapete che lascio sempre a voi iscritti la licenza poetica delle pronunce inglesi come indiane. Questa praticamente allora il Pulse, chiamiamolo così, Pulse e Decay, mi piace chiamarle così, queste sapete che devo sempre personalizzare tutto. Praticamente il Pulse al costo di 3 distrugge un permanente, cioè qualsiasi permanente ehm, tranne la terra dal campo. Però esempio, metti che un avversario ha due carte con lo stesso nome, cioè distruggo due carte con una sola stregoneria, quindi è veramente fortissima. Mentre il buon Decay non può essere neanche counterata, quindi è molto positiva contro il blu che può neutralizzare le magie, quindi praticamente non te le fa mettere in campo. Lo stesso distrugge un permanente, non terra, quindi le terre no, però col costo di mana convertito a 3 o inferiore, quindi se ho una carta che costa 4 non posso distruggerla, però in istantanea posso giocarla sul turno dell'avversario. Poi c'ho Eternal Witness, che è una creatura molto forte, perché quando entra in campo posso prendere una carta dal cimitero, tipo non so, ho appena tirato un Fatal Push, casto l'Eternal Witness e posso riprendere in mano il Fatal Push o qualsiasi altra carta, insomma, qualsiasi creatura, proprio non c'è distinzione. E l'ultimo è il Vampiro Falco Notturno, questo è fondamentale perché mi dà lifelink, che in pratica quando attacca o difende, insomma quando comunque fa danno all'avversario, prende punti vita, in questo caso la forza è pari a 2, quindi 2 punti vita. Se c'è un segnalino più 1, più 2, insomma in base alla forza che ha, prende punti vita. In questo caso io non è un mazzo con segnalini, quindi è al massimo 2, però col fatto che ho il confident ehm, mi può aiutare a recuperare qualche punto vita. Vabbè, insomma, adesso basta cioccolare e andiamo, vediamo di trovare una partita decente. Ripeto, io cioè, spiego, ma in realtà questa qua è mazzo miracolo, questo è molto forte, ne sto vincendo a manetta. Però non è che sono un esperto, cioè non è che posso permettermi tanto di spiegare i mazzi, cioè, però ho voglia di fare sto video e lo porto. Ok, allora creiamo una partita, vediamo un attimo se entra qualcuno. Vorrei fare una partita anche decente, ma almeno insomma vincerne una. Ecco, al solito quando giochi online poi le perdi, quando resisti le perdi tutte di solito, questa è proprio una regola non scritta. Ok, abbiamo trovato una partita, veramente due balle. Ok, dai, mano buona. Due signori, Toxide, Starmogolf, ok, dai. Keep. Mi scuso sempre in anticipo se non ho delle pronunce di madrelingua, ma lo sapete che il Kumer personalizza un po' tutto. Dai mazzi, alle pronunce, a qualsiasi cosa. E comunque ragazzi uscì, vediamo. Allora.
Allora, creature, che però le creature le possiamo... Costo 3, costo 3. Ecco, questo è bruttino, che dà... Ce l'ho anch'io, ma è una carta che uso molto. Rapidità e velo. Volare. 2, protection for black. Li tolgo queste intanto. Dopo ci ragioniamo. E intanto vedete il Tarmogoyf fa già un 2-3 intanto. Cioè, io al secondo turno posso già castare una 2-3, capite la forza di sta creatura. Perché c'è ci sono due carte in cimitero diverse, una creatura e una stregoneria. Questo speriamo non sia un mazzo sparo che può dar fastidio. Vabbè, noi ce lo rischiamo subito, ce lo può seccare con parecchie carte, perché... però... C'ho anche un'altra partita in corso che per realtà cioè lui si è disconnesso, cioè sinceramente va a fa un cuore anche, cioè, vabbè. Sto qua entra e si disconnette, bello. Adesso mi tira un fulmine e me la distrugge, vai. Pronostichiamola. Dai, vecchio, su. Non lo fa. Può farlo dopo comunque. Tanto ne cazziamo anche un'altra. C'ho la mano anche buona, mi ha veramente beccato le top. Però... Ok. Ario? No. Non hai un fulminetto, mi sembra strano, mi sembra. Rosso-bianco, cos'è un Boros? Tic tac, tic tac, tic tac. C'è tensione. Eccolo qua. Ah, però un'altra... Ok. Volcanic Hammer. Porca miseria. Vabbè, intanto 3 danni me li ha fatti il porco. Ah, adesso mi è uscita la madonna. C'ho qua... Questo è un rischio ragazzi, però... Insomma... Almeno ci godiamo il mazzo, lo faccio vedere. Diciamo che non avrei bisogno in questo momento, diciamo, però... Magari sono fortunato, pesco bene, pesco 2 carte a turno, se non me la distrugge prima. Diciamo, in questo momento potevo anche non mettere, tanto comunque lui non ha niente, io ho una creatura buona. Diciamo che perdo punti vita per il Kaiser, però dobbiamo divertirci. Io... Questo gioco mi rilassa, non sempre, però è bello anche, insomma, provare un po' tutte le soluzioni. Tic tac, tic tac. Ok, questo a volare e rapidità. Il bomber c'è, grande bomber. Ok, adesso vi faccio vedere, eccola qua, vai, vediamo cosa pesco. Ecco, ho pescato una carta con costo di mana 2, quindi ho perso 2 punti. Vota. No, no, in realtà ne ho persi 3 perché ho pescato la signora Pulse. La signora Pulse. Vabbè, ascolta. Attacchiamo. Lui a 12. Adesso abbiamo insomma 2 istantanee, posso distruggere
la creatura, perché sia uno che là, sia Mirare la Gola che il signor Decai sono istantanei, posso giocare sul turno dell'avversario. Vediamo cosa mi butta lo stronzone. Ok, attacco improvviso, antimalocchio dal nero. Ecco, questa non la levo, porca miseria. La devo tirare là subito, cacchio. Ok. Se no metteva velo anche su quella, per carità, potevo levarla, però. Adesso ha velo completo. Bravo. Sì, un po' inutile contando che ho questi due colori, però. Buono per lui. Lui chiaramente cerca di attaccarmi, adesso il confident, cioè se vedo che la situazione è brutta, me lo autodistruggo, insomma. Dai, fammi pescare una terra, dai. Ecco, vai. Vai, speriamo di prendergli qualcosa. Allora, costo 3, più 2, protezione dal verde e dal blu. Ok, creatura equagiata muore. Crea una pedina 2-2. Ok, creatura. Beh, però creature posso distruggere, in realtà posso distruggere tutto. Però li tolgo via questa. Sporsa a 7 sono, eh. Le dura, le dura. Vabbè, adesso vediamo cosa si inventa anche lui. Tanto gli facciamo 7 danni. Cioè 6 danni, scusate. Cioè già una 4-5 il Goif, però. Ok, 6 a 7. Adesso dobbiamo sperare. Beh, io ho massimo carte con costo di mana 3. Bisogna vedere, lui fa 6 e. Ok. Merda, ho paura che sarà duretta. Che sfiga, però. Ok, quella difensore. Chiaramente non attacca. Non farmi perdere punti vita, per piacere. Ok. Questa la togliamo subito. Anche se è istantanea, però preferisco toglierla subito così posso attaccare. Io purtroppo questa non posso fare niente a questa, perché il problema è che ha antimalocchio dal nero, e quindi anche se levo l'artefatto cambia poco, perché comunque c'è qualsiasi carta, sia verde che nera, quindi non me ne faccio una pippa. Imparo alle povere.
Poi lui mi fa, se faccio 6 e chiaramente lui si para. È un bel problema. Che faccio? Perché io se attacco... Vabbè, ascolta. Ho poco da pensare. Lui comunque deve perderla, cioè. Però lui in realtà con... No, diciamo così. Mi conviene far così. Perché sennò con attacco improvviso la sua rimane, il mio signore oscuro va a fare in cuore. 5-2 però che cazzo, guarda se è una carta per rompermi così le balle. Non attacca. Lui spera chiaramente... Oh, una cazzo di terra. Non ho una da 3, ti prego. Meno male. Non ho perso niente perché ho preso una terra. Mettiamola in più. Ci sei, boh, cosa? Là. Eccola qua. Cosa mi ha fatto? Mi ha fatto 3 danni. Ok. Mi riprendo Termogoyf. Che purtroppo non posso mettere. Ah ok, lui mi ha fatto il danno per... sì, praticamente sono a 3. Aspetta. Io non c'ho fretta. Dai, concedila. Niente. Aia. Ok. Non attacca. Lui spera sempre nella perdita di punti vita. Ne perdo uno. Però teoricamente lo dovrei portare a casa. Ok. Mettiamo anche questo, proprio per ignoranza pura. C'ho 2-0 carte in mano. La la. Ok. Vinta. Perfetto, vediamo se riusciamo